non contrario. Poi dice anche se c'è un ingrediente particolare, se c'è un ingrediente che si chiama sciroppo di glucosio e fruttosio, non contrario. Sapete che il sciroppo di glucosio e fruttosio è considerato una delle principali cause di obesità negli Stati Uniti, insieme nella Coca-Cola americana c'è un sciroppo di glucosio e fruttosio. È una cosa veramente perversa, non usate mai il fruttosio per dolcificare. Il fruttosio ha un'azione molto particolare. Si dice, tecnicamente si dice che aumenta la resistenza alla leptina. La leptina è un ormone prodotto dal tessuto adiposo. Più siamo grassi, più ne produciamo. Ma una funzione di questo ormone è di segnalare al cervello: guarda che c'è tanta ciccia, riduci l'appetito. No? Ebbene, il fruttosio taglia questa comunicazione, per cui impedisce la comunicazione tra il tessuto adiposo e il nostro senso dell'appetito. Adesso che viene la Pasqua, leggete le etichette delle colombe del supermercato. Troverete che in tutte c'è il glucosio, lo sciroppo di glucosio. A Natale in tutti i panettoni del supermercato c'era lo sciroppo di glucosio. E io mi sono sempre chiesto, ma perché? Cioè, una volta si faceva con il panettone nell'anno, no? E lo si faceva con lo zucchero, no? Con la farina, con il zucchero, la farina bianca, benissimo, insomma, con lo zucchero, con il verde, con i pandini, con il lievito, no? E con il lievito della pasta acida si faceva la pasta del sangue, no? Perché adesso la devono fare con lo sciroppo di glucosio fruttoso? E poi ci mettono anche un'altra roba che si chiama i monoidigliceridi degli acidi grassi, no? E quando l'ho vista la prima volta questa roba qua mi sono detto, ma i monoidigliceridi degli acidi grassi in fondo è una roba naturale, perché noi quando i grassi sono dei trigliceridi, perché sono una molecola di glicerina attaccata a 3 molecole di acidi grassi, si chiamano trigliceridi, e noi li smontiamo nella digestione, stacchiamo un acido grasso, diciamo un digliceride, e stacchiamo un altro, diciamo un monogliceride, quindi ci sono normalmente nel nostro intestino questi monogliceridi. Allora, che devo fare? Perché non mettere il burro? No? È molto meglio mettere il burro. Una volta ogni tanto, no? Io il burro lo mangio raramente, ma quando c'è qualcosa, no? Una brioche al burro me la mangio molto volentieri, il problema è che non si trova più, perché sono tutti fatti con le margarine sono molto peggio del burro. E me li mettono perché queste cose aiutano a fare una cosa molto semplice, no? Sia lo sciroppo di glucosio fruttosio, dà una sofficità, dà un gonfiore. Questi monogliceridi di acidi grassi hanno devo aver messo nel posto sbagliato. Poi ce lo metto in mano. Perché se mi fa le pernacchie tutte le volte che parlo non posso fare la abbiamo preso sulla cravatta, togliamo la giacca così non lo tocco e sapete che quando si mangia panettone molte persone gli viene un po' di acidità di stomaco. Ebbene, questo monogliceridi degli acidi grassi servono, li mettono anche sia perché ha un'azione un po' di sapore, quindi fa gonfiare un pochino, sia perché ha un'azione battericida, no? Per cui possono fare i panettoni a Pasqua e venderli in Italia, perché si conservano molto bene. E battericida perché, sapete, anche la membrana cellulare dei batteri, i batteri sono un'unica cellula, e anche quelli fatti dai grassi, e aiuta a sciogliere, no, questi grassi, e i microbi muoiono, gli stafilococchi muoiono con monogliceridi grassi. Allora ecco perché mi viene mal di stomaco, mi viene bruciore di stomaco, perché mi scioglie le pareti cellulari nello stomaco. Quindi leggete le etichette, no? Se trovate scritto sciroppo di glucosio fruttosio, come dice Michael Pollan, non comprate. E andate dal panettiere e faccia il panettone alla piccola urbana, no? Come si diceva una volta. Anche col burro, no? Anche sul grasso santo, non vi farà male se lo mangiate solo Natale e Pasqua. E poi da un'altra raccomandazione, Michael Pollan, dice: quando andate al supermercato rimanete sempre verso muri periferici, non andate nei corridoi centrali, perché alla periferia ci sono i cibi, c'è la verdura, c'è il frutto, c'è la carne, c'è il pesce, c'è il latte, c'è il burro,
dentro invece ci sono tutte le porcherie industriali. Poi lui americano, ovviamente i supermercati americani, noi abbiamo una cosa buona invece dentro, anche che la pasta, la nostra buona pasta di grano duro, no? È veramente un prodotto meraviglioso, no? Che si può mangiare, che fa alla proprietà la pasta, non la pasta fatta in casa con la farina 00, la pasta industriale, di cedere questo ambito, il cedere glucosio piano piano. È la ragione per cui chi corre la maratona, prima di partire si mangia mezzo chilo di spaghetti, e anche i corridori, chi corre in bicicletta, no? Perché questo gli consente, dopo 2 ore di marcia, no? Di avere ancora qualche cosa che dice di zucchero, no? Se mangiassi il pane bianco, no? Potrebbe correre 100 metri, ma poi sale troppo rapidamente la glicemia, non va in ipoglicemia. Perché nel processo industriale di estrusione della pasta viene cambiata la natura fisica dell'amido, quindi viene attaccato molto direttamente dai liquidi digestivi. Ma l'ultima raccomandazione di Michael Pollan è: se c'è scritto che fa bene la salute, non comprate. Sapete, l'industria alimentare oggi sapete che l'industria deve crescere, no? Oggi non c'è crescita, c'è la crisi, no? Deve crescere, no? Però l'industria alimentare non può crescere, perché nessuno può mangiare più di quello che mangiamo adesso, no? Per cui cerca di crescere, cioè ciascuna industria cerca di crescere rubando il mercato alle altre, no? Facendo delle cose che siano più appetitose, no? Più buone, no? Più ricche di panna, più ricche di zucchero, no? Lo yogurt nullo, no? Queste cose qua, no? Delle cose che piacciono di più, oppure delle cose che facciano bene, no? Allora delle cose che facciano bene bisogna metterci dentro qualche cosa che faccia bene, E sapete, questa è una cosa molto molto difficile. Sapete, gli studi hanno sempre mostrato che chi mangia tanta frutta e verdura si ammala meno di cancro rispetto a chi mangia poca frutta e verdura. In particolare di tumori dell'apparato respiratorio, i tumori del tabacco, no? A parità di sigarette fumate, no? Uno che mangia verdura tutti i giorni si ammala la metà di cancro del polmone rispetto a chi non mangia verdura. Poi si ammala sempre tanto se fuma, però invece di avere una probabilità di ammalarsi del 20% nel corso della vita, ha una probabilità di ammalarsi del 10% nel corso della vita. Se non fuma, ha una probabilità di ammalarsi del polmone minore del 2%. Per cui ci eravamo detti anni fa, studiamolo noi, le sostanze che ci sono nella frutta e verdura. In particolare si era osservato che la frutta è molto ricca di beta-carotene. Ci sono le carote, le verdure gialle, ma anche le verdure verde scuro che sono ricche di beta-carotene. Poi c'è la clorofilla che copre il colore giallo del beta-carotene. E così sono cominciati questi grandi esperimenti nel mondo, con decine di migliaia di fumatori divisi con le buche, metà si danno pillole di beta-carotene tutti i giorni, metà si danno pillole di placebo, c'è una pillola che non c'è più niente. Questi esperimenti sono stati interrotti perché chi prendeva le pillole di beta-carotene si ammalava di più di cancro. E chi prende le pillole di vitamina E si ammala di più di emorragia cerebrale, si ammala di più di cancro della prostata, no? E sono delle cose molto molto antipatiche che sono successe, perché se io vi do un veleno, più ve ne do, più vi avveleno, ma se vi do una cosa che fa bene, non è che più ve ne do, più vi fa bene. Vi fa bene nella dose giusta, nel cocktail giusto, nel cocktail giusto che il Padre Eterno ha voluto mettere nelle verdure. Le pillole di beta-carotene che si usavano erano 25 mg al giorno, dovevamo mangiare 1 chilo di carote tutti i giorni, anzi più di 1 chilo di carote per avere 25